Dai 11 ai 13 di novembre, Shanghai ha ospitato la missione di promoturismo Friuli Vignesi e Giulie in collaborazione con l'Idea Living, aziende dal settore del disegno. La serate discrete, organizzate col supporto dal Fogolar Furlan di Shanghai, si è tenuta in showroom l'Idea Living, in presenza di autorità, stampe e comunità furlane locali. Dopo un brindisi furlan di benvenuto, sono intervenuti Edoardo Petri, soci di Idea Living e dal Fogolar Furlan, Stefano Bianchin, soci di aziende, Davide Passantino, presidente dal Fogolar, Veronica Pertot, par promoturismo Friuli Vignesi e Giulie, che ha illustrato la missione, e la vice consul Stefania Mortelliti. Palen Friuli in Talmont ha portato il saluto il consigliere Alessandro Pozzo. La serade si è concluduta con la cerce di prodotti tipici dal Friuli, in tal cocktail bar di pertinenza dal showroom che c'è la sede dal Fogolar Furlan. Presenta l'avvenimento anche Giovanni Del Zotto in rappresentanza dal Fogolar Furlan di Pechino. Fogolar, cioè che si è acchiattato fur poco dis dopo in te capital cinese, anche in presenza dal presidente Daniele Macuglia e di Giuliano Movio, originari di Prisenins, proprietari del ristorante Cercis, Vierta Pechino in tal 2000, in te aree di Salintun Dulà che si chiate la pluipar des ambassadis forestis in Cine. Congratulazions a Rita Venuti, za vicepresidente dal Fogolar Australian di Adelaide, che ha avuto il riconoscimento prestigioso in te categorie Ispirazione un successo a vite ai Proiett Femmine Awards, che valorizzano il ruolo e il contributo des femminis italianis in tal Sud Australia organizzati dal Comite South Australia in collaborazione col Consolato e con la Poglie de Farnesina. L'avvenimento si è tenuto in presenza dall'ambasciatore d'Italia in Australia Paolo Crudele, arrivata fin mandat de ministre per gli affars multiculturali Zoe Battiston e da ministre pes feminis Catherine Heildeward. Rita è un ver pilastri dal Fogolar di Adelaide, di più di 30 anni si dedica tempo, energie e secur al volontariato, mantenendo vivi i valori, le tradizioni e il spirit de nostre comunità con dedizione, gentilezza e impegno sempre per ben trasferire in le ottime cucine furlane. Il mese di novembre ha veduto la comunità furlane di La Plata protagoniste di due avvenimenti straordinaris che hanno celebrato la identità, la gastronomia e la storia dal Friuli in Argentina. Ai 16 di novembre la città ha ospitato il Festival de Italianitat, organizzato da Federazione des Associazioni Italianis insieme al Consolato e al Comune. L'avvenimento ha avuto l'obiettivo di mostrare la forza di una comunità laboriose e numerose. La famiglia Furlane di La Plata, il secondo fogolar fondato in Argentina, si è distinta con un banquet gastronomico e culturale gestito con passione dai giovins e dal consiglio direttivo. Più di 50.000 persone hanno partecipato all'avvenimento italiano più grandi argentine. I visitatori hanno spietato con entusiasmo per cercare le specialità preparate in maniera diretta al fogolar, il frico, i crostui e il tiramisù. Una settimana dopo, la famiglia Furlana ha celebrato il suo anniversario numero 89 con un gusto conviviale che ha veduto la partecipazione di soci, amici e tante autorità, tra che rappresentanti dal comune, aree e collettività, la Federazione des Associazioni Italianis, la Sociedad Furlane di Buenos Aires e i rappresentanti des associazioni regionali dal Trentin, Sicilians, Toscans e Lazials. Il giovane presidente Adrian Gardella ha portato il suo frutto per presentare il menù che è stato un vero onore e tradizione. I cogos dal Fogolars, esperti di cucine furlane, hanno proponuto la pitine fatte in chiase, accompagnate di frico e tiramisù, une feste che ha unito gusto e memorie, confermando la vitalità dal Fogolar di La Plata. Alle dut par voi, novis al da appuntamento a settimane prossime. Mandi e buone serate.